Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha voluto ricordare nel giorno dell'80° anno del bombardamento avvenuto ad Agrigento il 12 luglio del 1943 al liceo classico Empedocle le vittime che hanno perso la vita con la deposizione di un vaso di fiori ai piedi della lapide collocata sulla facciata della Basilica dell'Immacolata, luogo della tragedia in via San Francesco. Oggi ricorre l'80° anno della strage del liceo classico Empedocle, che fu bombardato, dove persero la vita un centinaio di agrigentini. Ecco, lei ha voluto ricordare questo momento con la deposizione di una corona di fiori. Sì, il 12 luglio del 1943 un devastante bombardamento effettuato dagli americani costò la vita a più di 300 miei concittadini. La memoria è fondamentale, voglio ricordare a tutta la mia città quello che è successo, proprio in memoria di chi ha perso la vita in occasione della guerra. Le guerre non dovrebbero mai esistere e ora mi sto recando proprio sul posto per deporre un omaggio floreale proprio a questi caduti. Grazie.